in love with you. Should I justify? E allora, dopo una prima parte molto molto interessante sotto l'aspetto della bietola, vediamo questi bietoloni come si comportano nella seconda parte, quando vado a ruota libera e non ho un Vannini da esporre al pubblico ludibrio, ma chissà cosa, perché proprio non ho la più pallida idea, che le idee devono essere sempre pallide, non si è capito, ma dice pallide. Vabbè, d'accordo, una bella idea colorita, no? Bianca e rossa, proprio nulla, no, idee pallide, la più pallida idea. Dunque, vediamo un pochino, ma così, cosa succede, Cosa succede in città, in quella città, questa città di bietoloni. Cercherò il... pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Elio, per favore. Può parlare con me? È la moglie? Sì. Ah, ho capito, ma non c'è lui? No, non c'è. Ah, ho capito. Allora, posso lasciar detto? Sì. Senta, allora, stasera gli dice ha telefonato Tito, no? Io sono Sì. Tito. Stasera, stesso posto, stessa ora, quei due ci sono? No, qui ha sbagliato No, numero. no, quei due, ma belli, No, guardi, ha sbagliato numero. Guardi, io quando vedo i calzoni non capisco più niente. Senta, glielo dice per favore? No, guardi, prima di Ma tutto... non ho sbagliato numero, guardi, io lo conosco bene, Elio è una persona veramente eclettica. Sì, under e under, davanti, di dietro, tutto quanto è fantastico, completo devo dire. No, ma guardi, mio marito è ammalato? È malato? Sì, da tanti anni. E dove si dunque. trova adesso? A casa? A casa, certo. Ah, ecco, per questo non mi ha detto che non c'era. Non posso passarglielo. Ah, non c'era? Cioè, non c'era? C'è, ma non posso passarglielo. E io avevo una candela, no? Una volta, era tutta bella di cera, questa cera si è sciolta, ho detto, oh mio Dio, come fa ora a levarmela dal culo? Capisce? Sono quelle cose che a volte ti lasciano un po' perplessa. Ascolti, lei deve scusarmi, ma io devo andare perché appunto ho fretta. Ha fretta? Mi scusi, sì signora, sì, l'ha comprata la bietola? La bietola l'ha comprata, signora? Io no, ascolti, non ho tempo ad ascoltarlo. Mi Sì. scusi, buongiorno. Buongiorno signora, si ricordi il bietola? Poverino, povero uomo, era malato, capito? Sei malato. Va bene, d'accordo. Era una prevedova questa qui. Dunque andiamo avanti e vediamo un po' cosa cinicamente troviamo. Sì, sono cinico e baro come il destino. Oh sì, forza, Sì. dai. Sì? Sì, Ah sì, ciao, come stai? bene, Bene, sono un amico di Gianni. sì. Mi ha detto, dice, ma guarda che... Sì, infatti, anch'io. E a questo punto non ho trovato niente in contrario nel poter dire esattamente quello che ho detto, giusto? Mi ascolti, Sì. qui è Casacova. E con questo? Lo so, Gatta C. Mi sente? Sì, Gatta C. no, qui il signor Sì, Cova Gianni. ho capito. Gatta C. Gatta C. Qui Gatta C. Non lo so di che cosa si Ma tratta. signora, se io qui Gatta C. Come si chiama lei di cognome? Qui Gatta C. No, io mi chiamo No, Gianni. come si chiama Gianni? Qui Gatta C. Cova. Oh! Signora, ma ci voleva tanto? Ha capito? Sì. Ha capito ciò che volevo dire? Sì, Non, cioè così, ok, rimane così fredda, come se niente fosse. Una telefonata così, strana forse. anche strana, sì. Anche a me. Ecco, volevo dire, ma vede signora, ma Gianni, dov'è? A letto, Anche lui, sì. malato. No, Ma che succede in questo posto? Cioè, ci sono dei gas mefitici, non so. Si riposa? sì, Cosa fa di lavoro? Il panettiere? no, facevo il pasticcere ma adesso è pensionato. È pensionato, però faceva i pasticcini di notte? Esatto. Esatto, quindi anche da pensionato gli è rimasta insomma, questa pennichella diurna, Sì. deve dormire di giorno e di notte sta sveglio. Sì. E fino a che ora sta sveglio la notte, signora?
No, adesso non ci va più. Cosa? Adesso è in pensione. Sì, ma lui fino a che ora sta sveglio? Le 11? Poi va a letto alle 11. Esatto, E poi dorme di giorno. sì. Fino a che ora, signora? Un'ora, un'ora e mezza. Da che ora a che ora? Da mezzogiorno? Da quando? Dalla mezza all'una e mezza. Ah, dal mezzogiorno e mezza all'una e mezza lui dorme. Poi si sveglia, giusto? Sì. Ecco, e che cosa fa quando si sveglia? Essendo in pensione, come riempie il suo tempo? Va a prendere il nipotino all'asilo. Ecco, va a prendere il nipotino all'asilo perché i nonni servono a questo, giusto? Poi, dopo aver preso il nipotino all'asilo, deve, insomma, a che ora? Alle 4, 4 e mezzo? Quando Sì, fa? esatto. 4 e mezzo. Cioè, a questo punto cosa fa? Sta in casa. Sta in casa a fare cosa? Niente. Niente. Niente, cioè non legge, vero? No. Figuriamoci. Non scrive niente, guarda la televisione forse? Sì. È il rifugio dei bietoloni. Effettivamente guarda la televisione così, abbacinato. E che cosa guarda in televisione, signora? No, guardi, io non ci sto a guardare perché a me non interessa. Ah, lei non interessa la televisione? Lui No. sì, invece sta lì a guardare la televisione, non sa che cosa guardi. Cosa guarda? I programmi per bambini? Non lo so. Oh. Gliel'ho detto, a me non Sai, nel interessa. pomeriggio. Vabbè, comunque, arriva la sera. Prima di andare a letto alle 11, voi cenate, dopodiché, dopo cena, cosa fa lui? Cosa fa nella sua vita? Televisione. Gianni, televisione. Fino alle 11. Alle 11 dice, sono stanco, vado a letto, giusto? Esatto. E si alza la mattina alle? 7:30, 7. Alle 7:30, 7:30, no? Quindi abbastanza presto. E cosa fa? Va in bagno? Sì. Va in bagno. Ma va prima lei o prima lui? Io mi alzo alle 6 o 4 alle 6. Ah, quindi lei molto prima, lei si alza prima di lui, prepara la colazione, giusto? No, io faccio le mie cose. Quali sono le sue cose? In bagno praticamente. No. Come no? Io cucio, Cuce. Brava, brava. maglie. Fa le maglie, fa la maglia, ecco. E poi si alza lui e va in bagno. Cioè lei non va in bagno, giusto? A quanto ho capito. Sì, no, lei non va in bagno, lei cuce, lei si alza e cuce, giusto? Esatto. Lui invece si alza e va in bagno. Ora lei, stando in casa mentre lui è in bagno, sente questi rumori che lui emette? Pra, pra, pra. Cioè, No, si io libera dell'aria, No. no? Io sono in un posto che non lo sento. Ah, ho capito, ha una casa grande, Esatto. quindi per fortuna non lo sente. Però di notte lei dorme con lui. Esatto. Stesso letto? Sì. Ecco, questi pra, pra, pra scappano, giusto? È una cosa che non mi riguarda, quindi non so. Come non le riguarda, signora? Lei ha le orecchie per sentire il rumore e il naso per annusare l'odore. Ma io ci sto per dormire, lei. Sì, ho capito. Ah, quindi non c'è nemmeno più un rapporto sessuale fra voi? Ma quelle sono cose personali. Ah, quello come cose, perché tutte le altre che cos'erano? Lei mi ha detto tutto. Cioè, voglio dire, quindi insomma, diciamo che lui alle 11 ha delle voglie o si addormenta subito lui? Non comment. Non comment, la signora, con un perfetto inglese oxfordiano, non comment, ok. Allora andiamo avanti. Lui esce dal bagno, fa colazione? Sì. Ecco. Beve il caffè. E lei gliel'ha preparata lei o se la fa da sé lui? No, ce lo preparo. Ah, perché lei interrompe il cucito, prepara il caffè e poi si rimette a cucire? Sì. E poi comincerà a cucinare a una certa ora. Esatto. Lui la mattina sta sempre in casa? No. Va fuori? Sì. Quindi prende il caffè e va fuori. Dove va? L'orto. Ah, c'è l'orto? Ah, ho capito, l'orto proprio lì davanti a casa o distante da casa? No, un po' distante. Un po' distante, quindi lui va a fare i suoi lavori nell'orto, ok? Sì. Da solo. Sì. L'orto è suo, cioè non c'è nessun altro, no? No. Non c'era una contadina, una signora che... Perché io passando di lì ho sempre visto una chinata a lavorare la terra, a seminare, che ne so, io non sono molto esperto di questo, una chinata, sa, e mi sono sempre domandato, ma chi è? Perché la vedevo sempre da dietro, un culone, signora, un grosso culo. E poi vedevo un signore, appunto, immagino che sia Gianni,
che entrava nell'orto, dice, con la scusa di seminare, tirava su le sottanone di questa contadinona e insomma seminava in quell'altro orticino. Vedevo un pelo, sembrava insomma abbastanza fertile come orto, cioè piuttosto arato spesso. E allora quindi poi dico, ma guarda, questo come semina, eh? Beh, poi io vado via, è così. Poi lui torna a casa, no? Torna a casa per mangiare. A che ora? Mezzogiorno. Mezzogiorno, ci mette mezz'ora a mangiare, Sì. perché a mezzogiorno e mezzo è già a letto. Ma non lo sa che fa male andare a letto subito dopo aver mangiato, signora? Comunque lui ha questa abitudine, no? Esatto. E pasticcini ne mangiate qualche volta? No. Perché lui è stato pasticcere Esatto. e a lui non piacciono i pasticcini. Esatto. Ma a lei piacerebbero i pasticcini? No. Ma lei cuce? Giusto che cuce lei? Lei cuce, vero? Sì. Bene. E che cosa ha fatto ultimamente di cucito, signora? Tante cose. Tante cose tipo? Non... L'ultima che ha completato. Sono cose tutte personali e bizzarre. Ah, bizzarre? Carino, ma fa anche dei ricami, signora? Esatto. Esatto. Quindi dei quadretti, diciamo? No. O delle coperte, o Anche. dei cuscini? Sì. Ah, perché bizzarre? Sono figure strane? Cosa ci mette, signora? Cazzi e fiche? È un lavoro bizzarro. Un lavoro bizzarro, cioè estroso. Esatto. Ah, mi farebbe molto piacere vederli, ma lei li vende poi? No. Ah, se li tiene, ha tutta la casa piena di questi No, io ricami? ho tanti amici. Fa dei regali agli amici, che brava signora, che brava. Ma lui che carattere ha, Gianni? Un po' scostante, eh? No. Ma ce l'ha la bietola nell'orto? La coltiva la bietola? No. Ma perché mi sembrerebbe un po' bietolone, sa? Comunque signora, io vorrei arrivare al dunque. Trombate o no? Signora? Sì. Io avrei bisogno di un ricamo molto particolare. Me lo potrebbe fare, glielo pago. No. Perché? Perché lei no? Senza pagare. No. Allora glielo pago. No. Non se ne parla neanche. Avrei bisogno di fare tutti i peni, devo fare un regalo alla mia ragazza. Vabbè, ma lei glieli regala se ce li ha, altrimenti la sua ragazza se lo trova da un'altra parte. No, signora, faccio guardi, ce l'ho, io certo ce l'ho, ma io le faccio vedere il modello, no? E lei me lo fa tutto uguale al mio, tutti bei peni così. Vorrei che fosse un cuscino, così lei ci dorme sopra e ogni tanto, capisce? Che bello, anche quando non ci sono io, capisce? Signora? Sì. Mi si sta spengendo come una candela arrivata ormai Sì, ma al lumicino, come si dice. Adesso smetto perché ho un impegno. Lei deve cucire. No. Devo fare delle cose che sono urgenti. Ho capito, cosacce, vero? Perché lui dunque, ora si sta per svegliarsi lui, è vero? E quando si sveglia comincia a fare, oh, si tromba! Povera donna, mi ha detto tutto di tutto. L'unica cosa che non ha voluto dire è stata proprio quella, però devo dire che ne ha dette di cose, se ne ha dette, sì. E poi dice no, queste sono cose personali, perché fino a quel momento mi ha detto proprio tutto. Addio. Va bene. Mi piacciono queste situazioni in cui persone si aprono completamente a un perfetto sconosciuto senza nemmeno chiedere, a volte proprio, senza nemmeno chiedere il perché di queste domande. E questo è bellissimo, perché potrei dire è un sondaggio o quello che vuoi, ma invece non dico niente se non me lo chiedono. E allora io ho fatto un numero e non succede nulla, fammelo rifà. E allora è bello perché queste persone incaute si aprono molto all'altro, allo sconosciuto, che potrebbe essere anche un rapinatore, un truffatore che assume informazioni per poi entrare in azione. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Senta, io sono un truffatore, potrei truffarla? Come sta Marco? Va bene. Sta bene? Sì, solo che non è qui. Ah, non è qui? Non è lì? No. E dov'è? Dov'è? Sta- Fa? Pronto? Sì, fa?
sta lavorando. Ah, sta lavorando, ho capito. Ma lei chi è, la moglie? Sì, Ah, ho capito. Senta, posso lasciar detto allora una cosa per Marco? mi dica. Senta signora, allora, stasera, io sono Paolo, Sì, ha preso nota? Mi chiamo Paolo. Stasera, stesso posto, stessa ora, quelle due ci sono. hai sbagliato il numero. No, signora, ma ci mancherebbe. Io vengo sempre lì in via Legnanese, sì, a aspettarlo quando esce. Allora, dunque, senta, allora, stesso posto, stessa ora, quelle due ci sono. Può aggiungere anche che sono molto buone, calde, tonde, ma tonde. Signora? 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 Cosa è successo? Non le piacciono le pizze? Ma le manderò un calzone. Andiamo avanti. Ma perché? Perché? No, mi chiedo, perché? Perché questo sistema, questa paura e non voler approfondire? Magari, non voler capire. Ora qui succede il dramma. Questo torna a casa e ci ha telefonato Paolo. Conosci un Paolo? Certo, no, oppure sì. Magari conosce un Paolo. Quelle due stasera, da te non me lo sarei mai aspettato. Questo magari l'ha fatta di cotte e di crude, ma questo è un numero proprio. Ma quelle due proprio non l'ha mai conosciute. Effettivamente, e forse nemmeno nessun Paolo. Però il tarlo del dubbio entra, si insinua nella famiglia e la famiglia ne riceve una ottima spinta. Sì, o si divide o si unisce di più. Ma succede quello che deve succedere. Sì, pronto, buongiorno, è Arrigo? Sì, Mi fa piacere, senta signor Arrigo, qui c'è un ordine di comparizione per che caso? per lei. Per che caso? C'è un mandato. Ma mi dica di che caso? Guarda, ve lo leggo, guardi, così lei prende appunto, aspetti un attimo, prende le decisioni del caso e insomma, ecco, allora dunque, signor Arrigo, mi sente? Sì, Ecco, qui c'è un mandato, un mandato, ma chi parla? mandato a fanculo. Ma chi è che parla? Arrigo, ti sei preso paura, eh? C'è un mandato a fanculo. Che battuta! Senti, Arrigo, Sì, forse non ti ricordi di me, ma la io... voce mi sembra, però non mi ricordo, non ce l'ha Non ce l'hai presente, ce l'hai assente, Forse eh. Come? Sì. Prova a dire. Sì, non ce l'ho presente. Prova a dire che forse ti viene, prova, forse dai, su, prova. Prova, però non mi viene. Pensa, non guarda, ti do un indizio, perché io vorrei che tu lo capissi da te. Ti do un indizio, no? Fava. Senti questa parola, fava. Ti dice nulla fava? No, Ecco, allora te ne dico un altro, scroto. Dice nulla scroto? no, che non sappia, no. Sai cos'è? No. Non- Alzato, sì. Arrigo, Sì, ma insomma, dimmi chi è. dimmi chi è, allora mi dispiace, io riattacco, se non mi riconosci va bene, come se niente fosse, non siamo più amici, va bene, d'accordo, ho capito. Arrigo. Va bene. Ma dai Arrigo, non ti ricordi di me? Insomma, guarda, se mi dici il nome che mi ricordo, tu non mi ricordo. Ma cosa vuoi ricordarti? Ti ho appena mandato a fanculo all'inizio e non ti sei nemmeno, come si può dire, incazzato, ma un minimo, ma un po' di... ma bietolone che sei, anzi bietolina, te sei una bietolina. Io non ti giuro, perché io non so chi sei. Ma come fai a vivere? Ma cosa fai nella vita? Quale vita tu conduci? Ma dove ti porta il cuore? Ma dove ti cazzo il porto gallo? Non so cosa dico, ma non importa, sei una persona inutile. Vabbè. Te rientri in quella canzone, le persone inutili, sa conoscere la canzone? Ecco, sei una persona inutile. Io vorrei sapere perché stai al mondo, no? Dammi una ragione
per cui tu stia al mondo? Forza, dimmela. Insomma, ascolta, ma io metto giù, voilà. Vedi, lo vedi? Ecco, non c'è nessuna ragione per cui Arrigo debba stare al mondo. È una ragione semplice e nello stesso tempo inesistente. Arrigo potrebbe anche non esserci. Non cambierebbe la tua, la mia, la nostra vita. Però c'è. Quindi rispettiamolo. Arrigo! Amici, vi serve il G? Ritenete utile coinvolgerlo in attività a cui possa dare il suo apporto concreto per spettacoli pubblici e privati, interventi mediatici o sociali, iniziative artistiche, pubblicitarie e culturali, collaborazione a qualsiasi livello, progetti, idee, stampa, TV? Chiamatemi al numero 333 1805 252. Ogni proposta non indecente sarà presa in seria considerazione. Risponderò solo a numeri visibili, quindi astenersi rompipalle. Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete